Una buona giornata, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No, il nostro format domenicale che mette a confronto due personalità del nostro territorio che si confrontano in un tema d'attualità. Il tema di questa settimana è insomma una questione che periodicamente torna d'attualità ed è infatti tornata in auge anche nelle ultime settimane in virtù di una sentenza insomma della Corte di Cassazione. Il tema è quello legato al crocifisso in aula e quindi cercheremo di capire insomma perché sì e perché no, mettendo a confronto due personalità appunto che la pensano in maniera opposta. Io saluto e ringrazio Danilo Bassan del Popolo della Famiglia Delegato Veneto. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per la partecipazione. E buongiorno anche ad Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, dicevamo, insomma, il tema è tornato prepotentemente d'attualità in queste settimane perché sostanzialmente si è pronunciata in merito alla Corte di Cassazione, insomma, ha detto la scuola deve decidere in autonomia, il principio base deve essere quello della mediazione, insomma, quindi quanto più possibile evitare di arrivare a scontri sul tema. Comincio con lei, Bassan, le chiedo un po' di commentare, insomma, questa sentenza della Cassazione. Come la vedete come Popolo della Famiglia? Beh, la posizione del Popolo della Famiglia su questo tema in particolare, ma come su altri argomenti che invocano la laicità dello Stato, è sempre la stessa, che lo Stato è sì laico, ma lo Stato non può essere ateo e quindi per noi il crocifisso è un elemento che non disturba nessuno e può essere tranquillamente lasciato nelle classi e in qualsiasi luogo pubblico. Orioli è d'accordo su questo, insomma, che non disturbi a nessuno sostanzialmente, che quindi, come diceva Bassan, lo Stato sì laico ma non ateo? Ma guardi, ovviamente no, non sono d'accordo, ma che non lo sia io è del tutto irrilevante. Il problema è che non sono d'accordo le sezioni unite della Cassazione, quindi non la semplice Cassazione, perché la Cassazione, anzi sezione lavoro, proprio per l'importanza del caso in questione, del caso del professor Coppoli, ha declinato e ha lasciato che fossero le sezioni unite, quindi con voce di autorevolissimo precedente, secondo il nostro ordinamento, a decidere. Ed è proprio le sezioni unite che dicono che il crocifisso non vale solo per le aule scolastiche, ma vale per tutti i luoghi pubblici, non può in alcun modo venire imposto. Anzi, ritengono questa imposizione un retaggio fascista, sempre per usare le parole della Corte, assolutamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale repubblicano. Il problema quindi non è tanto di fastidio o non fastidio, il problema è di identificazione di uno Stato che non ha alcuna religione di Stato, quindi è vero, non è ateo, perché anche l'ateismo è una delle facce della libertà religiosa. Lo Stato in tal senso è pluralista, anche secondo la nostra Corte Costituzionale, ma non ha alcuna religione di Stato dal 1984 e, come hanno appena dichiarato le sezioni unite della Corte di Cassazione, nessuna autorità può imporre in nessun luogo pubblico, quindi non solo nelle aule scolastiche, il simbolo religioso che è il crocefisso. Siamo anche usciti da quella definizione alquanto fuori chiamiamola dall'ordinario, per non dire dal senso del ridicolo, che era del Consiglio di Stato, che aveva definito il crocefisso un simbolo di laicità. Ecco, la Corte di Cassazione ha smentito finalmente anche il Consiglio di Stato. Bassan, il crocifisso appeso in aula è un retaggio fascista a suo modo di vedere e a vostro modo di vedere? No, in realtà quello che hanno detto i giudici di Cassazione, quelli che vengono definiti normalmente gli ermellini, no? Hanno ricordato sì che questa disposizione fa parte di un regolamento degli anni 20, un regolamento tra l'altro mai abrogato, che aveva imposto la presenza del crocifisso nelle aule, però nel testo si diceva all'epoca ogni istituto deve avere la bandiera nazionale, in ogni aula deve esserci l'immagine del crocifisso e il ritratto del re. È vero perché allora il cattolicesimo era religione di Stato,
ma la Suprema Corte nella sentenza ha dichiarato che la norma di un secolo fa va interpretata oggi nel senso conforme alla Costituzione, cioè in parole povere, se la scuola nelle sue varie componenti, docenti, consigli di classe, consigli degli studenti, vogliono il mantenimento del crocifisso, il crocifisso può e deve restare, perché anche se è venuta meno l'obbligo di esposizione, sulla base di quel dispositivo che la dottoressa chiama fascista, ed era fascista in effetti, il crocifisso può e deve restare, perché il venir meno dell'obbligo di esposizione non è che sia automaticamente tradotto nel suo contrario, cioè il venir meno dell'obbligo non è il divieto di presenza del crocifisso nelle aule. Poi prestiamo attenzione anche a un fatto, che se l'istituto, studenti compresi, decidono di tenerlo, nessuno può toglierlo a proprio piacimento e rimetterlo quando ha finito la propria docenza in quell'ora di lezione. Orioli, perché scuoteva la testa? Perché le sezioni unite non hanno affatto detto questo, anche se si basano su ragionevole accomodamento. Io ricordo che questa pronuncia deriva da un ricorso per la sospensione di un professore che durante le sue ore rimuoveva il crocefisso per poi rimetterlo quando finiva di insegnare. È stato sospeso dall'insegnamento e dallo stipendio per 30 giorni. Abbiamo proposto ricorso, come UAR abbiamo patrocinato e seguito il professor Coppoli in questi 13 anni. Il ricorso è stato accolto, la sanzione è stata annullata perché considerata illegittima e la Corte di Cassazione ha assolutamente ribadito che assolutamente è diritto non sottostare e non essere obbligati a sottostare al crocefisso. Addirittura parla di spostamenti su pareti laterali. La Corte di Cassazione aggiunge un altro punto particolare, che chi vuole può anche decidere come comunità scolastica se tenere o meno crocefisso, la cosiddetta soluzione bavarese, ma aggiunge anche che vanno aggiunti tutti gli altri simboli a semplice richiesta dalla comunità scolastica. Questo, per quanto possa, come dire, dar fastidio, ecco, io ci penserei bene prima di sottolineare questo aspetto, perché chi ama l'esclusività del crocefisso, una volta che lo richiede, potrebbe vederlo venire affisso vicino alla menorah, vicino alla mezzaluna, vicino, perché no, al simbolo dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, o anche, perché no, vicino anche magari allo scolapasta dei pastafariani. Questo la Cassazione lo lascia del tutto intendere. Potrebbe essere, Bassano, questo un punto di incontro in qualche modo, quindi mettere i simboli di più confessioni religiose insieme? Io direi di no. Io direi di no, perché quello che ha stabilito la Corte di Cassazione, le sezioni unite di Corte di Cassazione, parla appunto di un accomodamento, ma l'accomodamento vuol dire che ci si mette d'accordo su cosa e su cosa può stare o cosa non può stare appeso alla parete di un'aula scolastica o di un'aula di tribunale. Io capisco benissimo le motivazioni dell'Unione dell'UAR sul fatto che avrebbero voglia di vedere solo pareti bianche, però quello che ha anche sul quale bisogna, un punto cruciale sul quale bisogna riflettere è la conseguenza che porterebbe di fatto l'oscuramento globale di simboli religiosi e comunque di quanto tutta la simbologia religiosa mondiale ne deriverebbe dalla cancellazione di questi simboli per la tradizione, per l'identità collettiva che interessa nazioni, stati. Cioè si verrebbe a perdere qualcosa, secondo lei, Bassano? Assolutamente sì. Si è venuto a perdere qualcosa che sta nelle radici della nostra società. Un albero senza radici non sta in piedi. E secondo noi, io non l'ho interrotta, dottoressa, se mi lascia finire il ragionamento, io poi le lascio la parola. Un albero senza radici non sta in piedi. Le radici dell'Italia e dell'Europa, diciamo anche, quantomeno dell'Europa occidentale, sono nella tradizione romana, giudaica, cristiana. Questo non si può nascondere, non si può negare. E tutto quello che fa parte della nostra società, della nostra storia, della nostra cultura, si basa proprio sulla presenza di una tradizione e di una radice, io la chiamerei proprio radice, cristiana. Voler nascondere questi simboli
volerli togliere completamente. Io so che voi puntate all'abolizione e alla cancellazione anche dei simboli religiosi pubblici, quindi le chiese, tutto quello, ma questo fa parte di un patrimonio di storia che assolutamente non va cancellato. Orioli, intanto le chiedo perché diceva radici fragili e poi se vuole rispondere a quest'ultimo concetto, insomma, di E Bassan. sono radici ben fragili se hanno necessariamente bisogno di denotare un luogo che dovrebbe essere di tutti i cittadini italiani, al di là di maggioranza, minoranza, insomma, anche perché appunto i diritti umani fondamentali si chiamano individuali perché appartengono a tutti e ciascuno. Se andiamo a parlare di minoranza e maggioranza, ricordiamo che i non credenti sono 1 su 6 almeno in Italia, se parliamo di più di 10 milioni di individui. La parete bianca, sì, noi vogliamo la parete bianca dai simboli religiosi, ma perché ce ne sono tanti che sono comuni a tutti. I simboli religiosi sono particolari, non sono comuni a tutti. Si può parlare appunto di una parte degli italiani che sono cattolici, peraltro sempre meno, anche lì è un altro problema, ma non nostro. Per quanto riguarda poi l'abolizione dei luoghi pubblici, lo dice la Cassazione, che non può essere imposto in nessun luogo pubblico. Le chiese, le abitazioni private, i negozi e tutto ciò che non è pubblico e quindi non è territorio di tutti, ma ci mancherebbe altro, non siamo certo né iconoclasti né antireligiosi nella sfera individuale personale, nella sfera che non sia appunto quella pubblica. Noi oltre alla parete bianca ne avremo tante di cose da appendere, non solo materiale didattico, non solo materiale scientifico per le nostre povere scuole pubbliche martoriate, ma pensiamo anche semplicemente alla nostra Costituzione, all'articolo 32 o anche all'articolo 3 che ci vede tutti uguali, senza distinzione di sesso, razza, lingua e per l'appunto religione. Nessuno vuole cancellare la religione dalla sfera del proprio privato o dai luoghi dove è consono che ci sia. La Cassazione stessa però ha detto che in un luogo pubblico non è consono che venga imposto. E ripeto, davvero basta così poco per mettere in discussione quelle che poi le radici d'Europa, come abbiamo visto anche quando l'Unione Europea si è appunto rifiutata di inserire riferimento alle radici cristiane. Se proprio le dobbiamo andare a vedere, sono paganissime perché sono greche e latine, ma in realtà lasciamo perdere le radici e parliamo appunto di quello che è oggi. E oggi abbiamo uno Stato laico senza religione di Stato che deve, secondo quanto ha dichiarato anche la Corte Costituzionale ormai 32 anni fa, secondo il principio supremo dell'ordinamento che è la laicità, assicurare un uguale pluralismo. Un uguale pluralismo non può essere garantito sotto un simbolo univoco di un'univoca religione. La Corte di Cassazione a sezioni unite su questo punto è perfettamente d'accordo con l'unione degli atei agnostici razionalisti, o potremmo dire insomma viceversa. Vuole replicare Bassam, se no le chiedo un'altra cosa. Sì, io replico semplicemente ricordando che ci sono state delle sentenze in passato e anche da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, no? Nel 2010, quando c'è stato quel caso di credo, in una scuola della provincia di Padova. Sì, esatto. La Corte Europea ha proprio scritto che il crocifisso è un simbolo essenzialmente passivo, cioè è un simbolo che non invoca e non crea in nessuna persona la possibilità di creare disagio. Quindi la violazione del principio è che questa esposizione non viola Finisca Bassan, poi la replica. Sì, finisca Bassan. E la sola sua esposizione non deriva la violazione del principio di neutralità dello Stato. Lo Stato può benissimo fare, voglio concludere dicendo questo, che una cosa che lei ha detto a proposito della sentenza, in realtà, secondo la sentenza, dal nostro punto di vista, esporre il crocifisso a scuola non è più un obbligo di legge, ma se le singole classi rappresentate dai loro organismi interni ritengono di farlo, la presenza del simbolo non può più essere tolta a piacere. Per cui se una scuola decide che nelle sue classi il crocifisso può rimanere appeso, il crocifisso può rimanere appeso e eventualmente può essere tolto solamente con una successiva delibera contraria. Orioli.
A parte che appunto, ripeto, è stato accolto il ricorso del professore che lo spostava e è stata annullata la sanzione, quindi Sì, a casa mia, la sanzione. esatto, a casa mia questo si ritiene legittimo comunque un comportamento, per quanto adesso andrà sicuramente diversamente, come dire, ramificato. Non è mai stato un obbligo di legge l'esposizione del crocefisso, tant'è che stiamo parlando di regolamenti d'epoca fascista, quindi non era un obbligo prima, meno che mai è un obbligo adesso per fonte normativa secondaria. E mi dispiace, ma sulla sentenza della Grand Chambre, per cortesia, insomma, sono stati i nostri soci, la famiglia Lauzi Albertini, che ancora ringraziamo, a avere l'onere di portare avanti il contenzioso. La sentenza è molto chiara e non dice che non dà fastidio a nessuno. La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani ha detto che il crocefisso nel nostro ordinamento, permettendo di non frequentare l'insegnamento di religione cattolica, tanto per dirne una, è un simbolo passivo, nel senso che non obbliga a gesti devozionali. Cioè io non sono obbligata, per il fatto di trovarlo in un'aula, ad esempio inginocchiarmi o a dire una preghiera o a segnarmi, e che in quanto tale rientra non nella neutralità o nelle buone pratiche che uno Stato deve adottare, ma rientra in quel margine di discrezionalità che tanto caro ai sovranisti, l'Unione Europea, anche la Corte Europea, la Carta dei diritti umani fondamentali, riconosce ai singoli Stati. Questo è quello che dice la sentenza. Sì, che nella sua esposizione non viola il principio di neutralità dello Stato. No, che nella Quindi la esposizione di un crocifisso non viola il principio di neutralità no, dello Stato. Questo è scritto, questo è scritto. No, anche perché non è obbligatoria la neutralità dello Stato secondo la Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali, o non avremo stati firmatari che hanno, al contrario di noi, religioni di Stato e ad esempio simboli imposti. Quindi le assicuro, come dire, seguiamo, sono cause nostre che seguiamo molto da vicino, le conosciamo. Bassan, le chiedo questo, ma adesso all'atto pratico cosa succederà? Cioè ogni classe si radunerà, deciderà la scuola, cioè a questo punto, stante così le cose, secondo voi cosa dovrebbe succedere? Stando così le cose, intanto è da vedere e da leggere bene la sentenza della Corte. E, in ogni caso vale il regolamento scolastico. Vorrei ricordare che in questo regolamento scolastico, in questa disposizione, in questa normativa rientrano anche le scuole paritarie, che sono scuole pubbliche a tutti gli effetti a seguito della riforma della scuola voluta e portata avanti all'epoca ancora dal ministro Berlinguer. Quindi certo. anche le scuole paritarie sono di fatto scuole pubbliche e le scuole paritarie, nella maggior parte dei casi, sono scuole gestite da fondazioni e enti religiosi. Io dubito fortemente che in queste situazioni, in queste classi, verrà tolto anzi mi auguro che il crocefisso venga mantenuto. Lo chiedo anche a lei, Orioli, come deve essere allora a questo punto, come dovrebbe essere gestita la cosa, insomma, chi poi dovrà prendersi il compito di regolamentare anche all'interno degli istituti? Ecco, indubbiamente le sezioni unite su questo hanno lasciato ampio margine e anche qualche dubbio interpretativo. Sinceramente non so se pensa, come forse dovrebbe essere doveroso, se pensa di intervenire il Ministero direttamente, il MIUR. Di base, quando la Corte di Cassazione parla di comunità scolastica, probabilmente identifica addirittura classe per classe, aula per aula, anche perché effettivamente è il luogo fisico nel quale anche si è svolta la materia del contenzioso. Quindi probabilmente dovranno essere i singoli consigli di classe a regolamentare la materia. E sul tema delle scuole paritarie? Si apre un periodo non facile. Guardi, sul fatto che siano di fatto pubbliche si aprirebbe un altro enorme dibattito, volendo ne possiamo riparlare un'altra volta, insomma, senza oneri per lo Stato. Sono comunque pubbliche. Vi invito tutti e due un'altra volta. Ecco, concludete però pure. Diciamo che le scuole paritarie ricevono finanziamenti pubblici, per quel che mi riguarda io mi riferisco proprio alle scuole pubbliche costituzionalmente intese, ecco, quelle e sono libere, proprio quelle della riforma Berlinguer. libere per tutti.
Anche quelle paritarie sono come libere come per Unione degli tutti. atei agnostici e razionalisti non ci siamo assolutamente mai visto favorevoli, e anzi sono tra le varie costi che imputiamo ai quasi 7 miliardi di euro l'anno che il nostro Stato dà alla Chiesa Cattolica. Ci sono anche sgravi a proposito delle paritarie. Secondo lei, le chiedo anche, visto rimanendo un po' sempre lei Orioli sul tema di quello che succederà all'atto pratico, c'è secondo lei il rischio che magari non si intervenga immediatamente, insomma, se non esce magari il MIUR con direttive precise, rimanga lo status quo, insomma, cosa pensate possa succedere? Guardi, a mio parere il rischio maggiore è un altro, anche qui riguarda i diritti umani fondamentali. La Corte di Cassazione non ha messo in conto che, secondo il procedimento da lei suggerito, quello quindi dell'accomodamento ragionevole in base al quale decidere se tenere o meno il crocefisso e se affiggere o meno altri simboli religiosi, si obbliga non solo gli studenti ma anche il personale docente, ricordiamo il caso riguardava un professore, a un coming out fideistico, cioè a rivelare la propria religione. Quest'obbligo, a mio parere, confligge con quello che anche in dottrina e in giurisprudenza è stato comunque ormai acclarato come appunto un diritto umano fondamentale, quindi a non essere obbligato a una dichiarazione in tal senso. Questo secondo me è un punto molto critico sul quale si rischiano di avere anche lì la predominanza al solito della legge del più forte. Ripeto, quando si tratta di diritti umani fondamentali non può essere una questione di maggioranza o minoranza. Non si ragiona in questi termini, ma si ragiona nel termine dell'uno singolo ciascuno, dell'individualità. Il rischio, a mio parere, ma staremo a vedere, e come UAR siamo qua pronti a, come dire, sostenere e vigilare, è che si arrivi appunto uno scontro al più forte, e anche per questo, a nostro parere, sarebbe meglio una parete bianca o con la semplice Costituzione. Sarà scontro del più forte, Bassan? Sarà uno scontro di democrazia. Certo. Quindi secondo voi, cioè voi comunque vi muoverete ufficialmente su questo? Non so se magari già come circoli territoriali ne state discutendo, insomma come vi Circolo, muoverete? in particolare come circolo di Padova, già ne stiamo parlando. La cosa è già nota anche a livello nazionale, su questo stiamo preparando della documentazione poi da inviare alle varie scuole. Su cosa batterete soprattutto? Che tasti andrete a toccare? Sul fatto che appunto questo è un simbolo non invasivo, è un simbolo che riguarda la solidarietà, riguarda la compassione per l'altro, riguarda tutta una serie di atteggiamenti positivi, non certo atteggiamenti negativi o di prevaricazione. Le chiedo, secondo voi però non c'è il rischio che per esempio magari i bimbi di un'altra confessione religiosa in qualche modo, non sentendosi rappresentati, mentre viceversa c'è il crocifisso, si possano un po' sentire esclusi da questo punto di vista? Cioè la vostra posizione in merito a questo qual è? La nostra posizione è quella che la cultura e la tradizione e la storia italiana si basa su dei fondamentali che sono proprio quelli del rispetto dell'altro. Il rispetto dell'altro va al di là della convinzione religiosa di ognuno e non è certamente il fatto che sia presente un simbolo religioso come quello del crocifisso a determinare Cioè la presenza del crocifisso non dovrebbe farli sentire esclusi piuttosto che insomma in minoranza o meno considerati? No, noi crediamo assolutamente di no, anzi potrebbe aiutare nell'integrazione di questi bambini. Potrebbe essere così, Orioli, che aiuti nell'integrazione? Come un simbolo religioso di un'altra religione integri nell'integrazione mi rimane un mistero, ma io ripeto, non ci sono solo le altre religioni, ci sono, certo. Capisco che sono io qua a rappresentarli, ma ci sono più di 10 milioni di cittadini italianissimi che non sono religiosi e ci sono molti milioni di cittadini di differenti confessioni religiose, anche cristiane. Pensiamo ai valdesi. Chi è contrario all'esposizione del crocifisso a scuola è sempre stata anche la tavola valdese, quindi non sono solo non cristiani o non credenti a non volere una connotazione specifica. Il discorso appunto è sempre lo stesso. Finalmente anche delle sezioni unite alla Cassazione hanno ristabilito la verità che il crocifisso è tutt'altro che un simbolo laico,
laico è un simbolo religioso di una confessione specifica, attivo o passivo che sia, non è questo il punto, è un simbolo religioso di una sola confessione e che quindi è inaccettabile che possa identificare un ordinamento costituzionale repubblicano senza religione di Stato. Ed è per questo che semmai è demandato alla singola comunità, ripeto, in quello che potrebbe essere un pericoloso gioco di forze. Ma è evidente che l'inclusione non è certo data da una imposizione specifica e soprattutto da quella che è una violazione della libertà religiosa, che ricordo comprende anche la libertà di non averne alcuna. E anche queste posizioni vanno rappresentate da uno Stato che si definisce laico, pluralista ed equidistante, secondo le stesse parole della consulta della nostra Corte Costituzionale. È evidente che appunto certo, non ci possa essere un unico simbolo a identificare tutti noi, ma perché non è vero, semplicemente neanche risponde alla verità. Beh, le chiedo, Orioli, magari nel corso del tempo, degli anni, voi che fate un po' come associazione, siete un po' un punto di riferimento, avete effettivamente ricevuto lamentele piuttosto che insomma insoddisfazione da parte di chi non si sente rappresentato all'interno della religione cristiana e quindi ovviamente non ritiene di volere il crocifisso appeso in aula? Assolutamente sì, ci sono molte, ma come dico sempre, la vita di un non credente in Italia è difficile, condizionata da prima di nascere a addirittura dopo la morte, mancando ad esempio le sale per il commiato laico, e per tutta una serie di tematiche che vanno dall'A di aborto alla V di vilipendio. È evidente che siamo contribuenti di serie A perché veniamo tassati e veniamo considerati sotto questo profilo assolutamente uguali agli altri, e poi nell'atto pratico invece tanto uguali poi non siamo. Pensiamo non solo a tutti i balzelli, pensiamo all'8 per 1000, alle quote inespresse, che sono volontari. L'8 per 1000 è obbligatorio, Puoi non è scegliere il 5 dove... per 1000. Sì, ma non si può scegliere ad esempio un'associazione come l'UAR, un'associazione filosofica non Dovete farvi confessionale. convenzionali. Un ateo non può scegliere, sono un'associazione ateistica, al massimo può scegliere allo Stato, che tra l'altro lo ridà alle confessioni per varie altre strade, appunto, ma pensiamo all'ora di religione, che poi sono 2 ore di religione a partire dalle elementari, secondo concordato. Secondo lo stesso concordato deve essere assolutamente facoltativa la frequenza, eppure le segnalazioni per l'impossibilità o di non frequentarla o di non avere l'insegnamento alternativo o di avere ritardi eccetera eccetera sono talmente frequenti che abbiamo fatto ad esempio anche qui anche alcuni contenziosi, non ultimo quello che ha finalmente obbligato a modificare le tempistiche per chi sceglieva di fare insegnamento alternativo, che si ritrovava a stare 2 mesi minimo sballottato da una classe all'altra. E ricordo che su questo noi abbiamo proposto già ormai nel lontano 2010 proprio a Padova, visto che siamo in zona, un'azione antidiscriminatoria che abbiamo vinto e sono state condannate in solido anche a risarcimento della famiglia, tanto il Ministero quanto la scuola, che non ha garantito l'insegnamento alternativo. Ora, ovviamente il nostro è un solo caso che poi è servito da buon precedente, ma questa è una situazione frequentissima in purtroppo quasi la maggioranza delle scuole, a distanza di così tanti anni dall'84, quindi dalla mancanza di una religione di Stato, è obiettivamente inaccettabile e una grave lesione dei diritti individuali. Beh, Bassan, sull'ora facoltativa piuttosto che obbligatoria di religione a scuola, lei cosa ne pensa? Poi siamo in chiusura, però visto che è stato sollevato anche questo tema, volevo sapere anche il suo punto di vista. Guardi, per esperienza personale, mio figlio alle superiori ha frequentato una scuola che non aveva la lezione di religione. Ok. Proprio per regolamento di istituto non facevano religione a scuola. Quindi di fatto non era prevista, non era facoltativa, ma non era prevista. Non era facoltativa, non era proprio prevista nel piano formativo dell'offerta formativa di quella scola. Quindi è un problema che non esiste. Violava il concordato? Non violava il concordato, no, era una scuola paritaria. Ecco. Signori, siamo in chiusura. Secondo concordato tutte le scuole pubbliche sono tenute a garantire l'insegnamento di religione con docenti pagati dallo Stato e scelti dai vescovi.
Giusto allora che così è stata specificata anche questa cosa. Anche qui forse bisognerebbe ospitarvi anche in un'altra trasmissione per poter parlare ovviamente anche di questo. Ovviamente le tematiche sono insomma in qualche modo collegate, perché ovviamente riguardano sempre quello che è insomma il tema a scuola di una presenza o meno di una o più confessioni religiose. Ovviamente facciamo che magari ne parleremo anche in futuro, torneremo ad occuparci di questo tema. Io ringrazio Danilo Bassan, delegato veneto del Popolo della Famiglia, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Io vi saluto con questo. E grazie anche ad Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Grazie a lei. E grazie a voi, e io vi saluto ognuno col proprio simbolo, con quello che preferisce all'insegna della con lo sfondo bianco religiosa, all'insegna della libertà religiosa. Grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. L'invito ovviamente è quello di rimanere in compagnia dei nostri programmi. Una buona giornata.